Abbiamo rivissuto i tempi di Vaia, anche se con dimensioni e effetti minori, ma siamo davanti ovviamente a devastazioni ancora che interessano le nostre Dolomiti, le valli del Cadore, l'Agordino, il Comelico, più di 100 interventi, 30 case scoperchiate, 10 persone che hanno subito purtroppo l'evacuazione dalle loro abitazioni e ovviamente un grande ringraziamento anche a coloro che sono intervenuti per ovviamente dare risposta ai cittadini, ovvero i vigili del fuoco, la protezione civile, il soccorso alpino e tutti i volontari, i tecnici della regione, Veneto Strade. Tanti alberi abbattuti, quindi schianti di alberi, abbiamo visto dei video peraltro che hanno dato una dimensione, danno una dimensione dell'effetto dell'energia che si è scaricata a terra. Oggi in questo momento noi abbiamo i nostri tecnici della regione che stanno facendo la conta dei danni sia sul fronte dell'agricoltura e quindi ambientale che sul fronte stradale e ovviamente io ho già dichiarato lo stato d'emergenza perché questo è un nuovo cataclisma che ci coinvolge e che è giusto che sia catalogato come tale, quindi l'emergenza c'è tutta fino in fondo.